Rinforzo due famosi cavalieri, uno di Tiesi e un altro di Tirese, che poi andremo a presentarvi naturalmente durante la manifestazione. Poi abbiamo l'Astra. I cavallini piccoli. Rigorosamente in costume tradizionale, ognuno del suo paese. Con noi quest'oggi Ollollai, e a chiudere un paese vicino che è Padria. Ringraziamo anche il comitato, che comunque ha voluto portare, sempre legata al mondo equestre, dopo la festa religiosa di San Costantino che tutti conosciamo bene, e comunque poi andrò a leggervi qualcosa che riguarda proprio la festa. Guarda i cavallini, guarda. Ma corrono o camminano? Sparano poi quando sono dietro, No. Sparano però questi sono... Ma sparano poi Ma non sparano. Eccoli qua, partiti i Cavalieri di Fonni, subito evoluzioni per salutare il pubblico qui di San Costantino. Marco Chillocchi, Ignazio Loddo, Marco Cadaum, l'ultimo figlio d'arte, Marco Cadaum, grande addestratore di cavalli, nonché parigliante di Fonni. E saranno i Cavalieri di Bonorva, Emanuele Essini, Luca Tessoni, Salvatore Angius. Ed eccoli qua, 3 su 3, non hanno aspettato al provare la pista, subito grandi evoluzioni equestri. Emanuele Essini, Luca Tessoni, Salvatore Angius per il comune di Bonorva. Ma solo questi sono i cavalli che sono scesi. E ancora Ghilarza, giovanissimi Cavalieri di Ghilarza. Alla partenza abbiamo anche un figlio d'arte anche in questo gruppo che si chiama Mirko Mele, figlio di Renzo Mele. Sono partiti, loro sono Nicola Pinna, Luca Piras, Mirko Mele. Anche loro col centrale salutano il pubblico. Le giovani canaglie di Ittiri, loro sono Michael Marr, Gavino Pugioni, Stefano Serra. Vediamo se partono subito al completo o solo in 3. Sono in 3, quindi sono loro, Michael Marr, Gavino Pugioni, Stefano Serra. 3 su 3 anche per loro, velocissimi anche questi cavalli nonostante la salitina di San Costantino. Eccoli qua, un applauso ai giovani Cavalieri di Ittiri che ormai battono tutte le piste della Sardegna. Casella, Antonio Dore che accompagnano la prima mastone della giornata che è Nini Rosa, famosissima. Eccola qua, Nini Rosa al centro, accompagnata da Antonio Dore e Roberto Casella. Abbiamo anche un'altra, Marco Daga, Davide Astori, Giovanni Serusi. E sono partiti i giovani di Ollollai e subito evoluzioni equestri, non perdono tempo. Guardate su la piramide, mezza piramide per loro. Un applauso. Ollollai, Alessio Medeu, Marco Daga, Davide Astori, Giovanni Serusi. Che sarà con loro, vediamo se è la prima salita o meno. Marta Marroso, un'altra giovane amastone che ormai da anni famosissima in tutta la Sardegna per le sue evoluzioni equestri, e mi sa che parte subito in alto questa ragazza. E Marta Marroso, eccola qua, non ti spogliare subito, mi ha detto Topare che non devi farlo. È lì Marta Marroso, Giancarlo Costa, Antonio Maric. Eccoli qua i giovani cavalieri, difettato molto a farci vedere il loro virtuosismo in sella. Sono Marco Chillocchi, Cavalieri di Bonorva che indossano il costume tradizionale giornaliero, non quello delle feste colorato, va bene lo stesso. Loro sono Emanuele Sini, Luca Testoni, Salvatore Angius. Le piccole canaglie di Ittiri, eccoli qua. Michael Marras, Italo Itirese, Gavino Pugioni, Stefano Serra. Ollastra, Roberto Casella, Nini Rosa ingroppa il suo cavallo grigio e Antonio Dore.
Ollollai, Alessio Mereo, Marco Daga, Davide Azzori, Giovanni Serusi. E a chiudere in bellezza abbiamo Marta sui tubi, accompagnata da Giancarlo Costa e Antonio Marica. Marco Ignazio Gadà, un applauso, velocissimi. Molto bene. Ed è partita la pariglia di Bonorva. 3 su 3, centrale girato per salutare il pubblico di San Costantino. E sono in 3, Nicola, Luca e Mirko. In alto, mezza piramide anche per loro, Mirko, Michael, Gavino e Stefano. E andiamo sempre più in alto. Un applauso alle piccole canaglie di Ittiri, accompagnata da Roberto Casella e Antonio Dore. Vediamo cosa si inventa. Ninni, eccola lì, verticale signori. Un applauso a questa ragazza, guardate. Ninni Rosa. Per gli amici di Ollollai, Alessio, Marco e Davide. Centrale girato. Molto bene, un applauso a loro. Subito ponte tradizionale, Giancarlo Costa, Antonio Marica, Marta Marrosu. Bella Marta, sempre sorridente, buttati giù. Se caga, Ti piace? Ciao amore. Attenzione, naturalmente non c'è bisogno di dire, però non dovete attraversare assolutamente la pista per nessun motivo. E poi soprattutto non lasciate gli amplificatori a posto. Se vi danno fastidio magari vi spostate leggermente, lasciateli girati verso la pista perché gli altri di su altrimenti non sentono le comunicazioni. Grazie. Attenzione, niente. Sono partiti i cavalieri di Bonorva. E tentano il ponte volante. E sono partiti. È una verticale, vediamo un po'. Eccoli qua, un applauso. Vediamo la risposta dei cavalieri di Ittiri. Vedete un po', doppia verticale, Michael Masga, Vino Bugioni, Stefano Serra. Leila, Ittiri, Ganne. Antonio Dore, vediamo cosa ci regalerà questa giovanissima pazza. Ninni Rosa. Due su due esemplari di cavalli grigi. Eccola lì, a destra Ninni Rosa accompagnata
Partenza, Ollollai, Alessio Mereu, Marco Daga, Davide Astori, Giovanni Serusi. Eccolo qua, è un ponte volante. Alessio Mereu, Marco Daga, Davide Azzori, molto Marroso, accompagnata da Giancarlo Costa, Antonio Marica. Vediamo se va sempre più su. Verticale sul palo, eccola lì la gatta nostra Marta, questa volta sui tubi sul palo, eccola lì, ancora, resisti, molto bene Marta, A seguire sono i Cavalieri di Bonorva, rappresentano la storia e le tradizioni equestri del paese di Bonorva. Per tutti, e quindi c'è anche il cambio di questi cavalieri, noi diventiamo vecchi e loro sono giovani che partecipano. Luca Testoni e ancora i giovanissimi cavalieri di Chilarsa, Nicola Pinna, Luca Pirasa, Mirko Menaglie, insieme a loro Michael Masar, Gavino Poggioni, Stefano Serra, Gianmario Basso, Andrea Santoni. Ed ecco gli amici di Ollastra, accompagnati da un cavaliere di Itiri, lui è Antonio Dore. Edizione, prima edizione delle pariglie in onore di San Costantino, posto maggiore, e sono partiti i giovani cavalieri di Fonni sempre più su, ci riprovano ancora. Ehi, benissimo, un applauso contemporaneamente. E aspettiamo la risposta di giovani cavalieri di Bonorva, Emanuele Assini, Luca Testoni, Salvatore Angius alla partenza. Entriamo nel vivo della manifestazione. Attenzione, non attraversiamo la pista ragazzi, e sono partiti. Eccola qua, verticale. E sono partiti i cavalieri di Chilarsa, Nicola Pina, Luca Piras, una pariglia tradizionale molto antica, guardate qua, Giuseppe fino alla fine, dritto, bellissimo, Chilarsa, Nicola. Abbiamo la risposta delle giovani canaglie di Ittiri, se siamo al completo, dovrebbero essere tutti e 5, mi dicono dalle cuffie, che stanno per partire 5 cavalieri di Ittiri, la pariglia di Ittiri al completo. E sono loro, vediamo cosa si inventano, sempre più in alto, ancora più su, signore e signori, Ittiri Garnedu, attenzione, tutto bene anche per loro, Michael Marrar, Gavino Poggioni, Stefano Serra. Vediamo un po' che se ci regala un ponte con la gamba alzata e forse anche ci saluterà, senz'altro, eccola lì, Ninni Rosa! Con i loro costumi coloratissimi, Alessio Mereu, Marco Daga, Davide Azzori, Giovanni Serusi. E sono partiti Alessio Mereu, Marco Daga e Davide Azzori. 3 su 3. Francesco Pila, accompagnato da Antonio Marica. Un applauso, Antonio Marica, Francesco Pila. Posto maggiore con Francesco Pila. Lasciamo la pista libera naturalmente, altrimenti il mio amico maresciallo mi ha detto che sospendiamo la corsa. Fatto da bravi. Ringraziamo anche la Croce Verde di Posto Maggiore per la collaborazione. Vi ricordo che abbiamo tutte le baracche aperte, se volete gustare
i prodotti tipici del posto, nonché la birra chinusa. Quinta tornata, pista libera, i cavalli possono partire e aspettiamo il gruppo di Fonni alla partenza. E sono partiti i cavalieri di Fonni. 2 su 2. Che continuano a portare avanti le tradizioni del loro paese. Loro sono Emanuele Sini, Luca Testoni, Salvatore Angius. E abbiamo un cavaliere in abiti civili, non so che sia, e mi sembra Tore Sanna, piramide riuscitissima per loro, Salvatore Angius in cima. E passano il testimone agli amici di Ghilarza. Loro sono Nicola Pinna, Luca Piras, Mirko Mele, e vediamo se hanno fatto montare anche Claudio Marcede. Vediamo se sono 3 o 4. Alla curva del Casato li vedremo uscire adesso. Eccoli qua, centrale girato sulle spalle dei suoi amici. Nicola Pinna, Luca Piras, in partenza. Guardate che si atterra. E mentre tramonta il sole in Via Grande aspettiamo le piccole canaglie di Ittiri, che sono Michael Marras, Gavino Poggioni, Stefano Serra, coadiuvati da new entry Gianmario Basso e Andrea Santoro, e sono partiti, sono in 3. È un ponte tradizionale anche per loro, velocissimi qui in Via Grande. Michael Marras, eccoli qua che salutano. Nindi Rosa, 3 su 3 per loro. Spalietos. Non so come vengono. Vedono una merda, però è romantico. Ollollai. 3 su 3, velocissimi che giocano la morra. Vediamo chi vince questa partita di morra. Guardateli: Alessio Mareo, Marco Daga, Davide Azzori, 6, Timbe, Resto, Hey, Manica, Francesco Piras, e ce l'abbiamo ancora il giovanissimo cavaliere di Posto Maggiore che accompagnano. Eccolo lì, e lui invece Franco Pira, centrale girato, accompagnato da Giancarlo Antonio. Marco Pira, cavalieri su 2 cavalli, grande spettacolo, Posto Maggiore 2014, San Costantino. Grazie Marti, Monte Spada. Salutiamo lei con un grande applauso. E ci tengono ancora con un ponte volante per salutare il pubblico di Posto Maggiore. Loro sono Emanuele Sini, Luca Testoni, Salvatore Angius, di Ghilarza, Nicola Pinna, Luca Pirata, Mirko Mele, Claudio Marcetto, eccolo qua, verticale, un applauso, ci salutano. Molto bene, non potevano fare altrimenti per un gran saluto dagli amici di Ghilarza. Nicola Pinna. Eccoli qua, c'è un miscuglio di costumi, sono loro, tutti insieme, le piccole canaglie,
Roberto Casella.